e 73. Si riunisce nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri in cui Monti illustrerà le prossime iniziative dell'esecutivo. Ne parlerà anche nella conferenza stampa di fine anno prevista per domani. Intanto, tra le forze politiche più critiche, l'Italia dei Valori fa sapere di attendere i dettagli dei provvedimenti prima di ogni decisione. Pieno sostegno invece dall'UDC. Donatella Smolico. L'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che comincerà tra poco, è abbastanza vago. Si comincerà a parlare di misure per la crescita, anche perché un Consiglio europeo su questo è fissato a fine gennaio e Monti lavora di concerto con gli altri paesi europei, ma ci potrebbero essere nuove fibrillazioni dei mercati e allora il governo, operativo anche in questi giorni di festa, potrebbe decidere prima misure urgenti. Nell'attesa i partiti rimangono vigili. Capezzone, PDL. L'interesse del Paese è molto lontano da questa valanga di tasse che sta investendo tutto, che ha investito la prima casa, che sta bloccando i consumi. Ne abbiamo avuto già un esempio durante queste feste natalizie. Il PD sostiene Monti, anche se, ripetono i diversi esponenti, non è il nostro programma. Il governo deve reggere, altrimenti l'Italia affonda, avverte ancora una volta Casini. Lega sempre sulle barricate. Il governatore del Veneto, Zaia. Per il momento abbiamo visto una manovra che chiunque sarebbe stato in grado di fare. La verità è che questo Paese ha bisogno di riforme, di rilancio dell'economia e quindi della crescita, ma soprattutto, me lo lasci dire, di un taglio agli sprechi. Giorgio Napolitano dice che il federalismo non è più una scelta, ma è una necessità. Apertura oggi da Di Pietro. Si voti a giugno, ripete, ma se vedremo misure più eque siamo pronti anche a votarle. Da Montecitorio, linea allo studio. Il Consiglio